In 30.000 allo sfilamento, in centinaia di migliaia davanti agli schermi della nostra emittente. Ascolti record per il raduno triveneto degli alpini a Vittorio Veneto nel centenario della fine della Grande Guerra. Una nottata di festa sabato nell'attesa dello sfilamento domenica, complice la bella giornata di sole a cui non potevano mancare le penne nere veneziane. Ancora ascoltare il vento che gonfia le vele e ancora ascoltare il vento che ti fa dire Marietta monta in gondo e a che mi te porto al lido, mi no che non me fido, ti si massa un impostor. Pensare a Venezia, è pensare alla regina dell'Adriatico, è pensare alla capitale della nostra storia, del nostro Veneto. L'omaggio del governatore Luca Zaia ai vessilli. Sfilano le sezioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, gli alpini che hanno fatto la storia e combattuto la guerra sulle loro montagne. Sfila la sezione di Venezia. È immaginare che a quota zero, quando si sogna e si ascolta il vento e ascoltandolo si sente una favola lontana, ci sono questi alpini che del mare e della montagna, del mare e dell'alpinismo hanno fatto la loro cifra, la loro storia e il loro caranto. Eccoli qua, la sezione di Venezia, gli alpini più bassi d'Italia.